In vista delle elezioni amministrative del 2026, la Caritas diocesana di Agrigento e la Fondazione Montoaltro, attraverso una lettera aperta a firma dell'arcivescovo Alessandro Damiano, nella qualità di presidente di Caritas e del direttore Valerio Landri, interpellano i candidati, il sindaco e i consiglieri vari. Non si tratta di una semplice lista di richieste, ma di una proposta di metodo basata sulla politica come forma alta di carità e sul principio costituzionale di sussidiarietà. Essa, come scrivono in premessa, ha lo scopo di offrire un servizio agli ultimi della nostra città, in spirito di collaborazione con chiunque di voi avrà l'onore e l'onere di essere chiamato ad amministrare la città di Agrigento. Dopo un'ampia premessa, la lettera sottopone all'attenzione dei candidati e delle candidate alle cariche di sindaco e consiglieri comunali alcune priorità di intervento sociale, rilevate dal confronto con le fasce di popolazione direttamente interessate, manifestando sin da subito la piena disponibilità alla collaborazione con gli eletti e su questi o altri punti per il perseguimento del maggiore interesse della collettività agrigentina. Gli ambiti individuati nella lettera sono il contrasto alla povertà e alla grave marginalità, politiche giovanili, politiche del lavoro, promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, politiche di inclusione e dialogo culturale, politiche di inclusione sociale in favore della terza età e dei diversamente abili.